Come è accaduto all'Isola del Giglio, anche nel Piave si cercherà di utilizzare dei galleggianti gonfiabili per permettere di sollevare il ponte che collegava da decine di anni Jesolo a Eraclea, affondato domenica per la piena del fiume. Questa è solo una delle ipotesi al vaglio dei proprietari, che dopo aver fatto alcune riunioni con le amministrazioni dei due comuni stanno incontrando ditte specializzate per programmare l'intervento di recupero. Tra le soluzioni al vaglio, però, c'è anche quella di utilizzare un particolare impianto di aspirazione in grado di far defluire l'acqua entrata nelle barche ancora ancorate al ponte. In questo modo potrebbe tornare in superficie anche da solo, senza ulteriori interventi e costi decisamente inferiori. Molto però dipenderà dallo stato della struttura finita sott'acqua. Il fango infatti non permette l'immersione dei sub, che potranno entrare in azione solamente quando il corso del fiume sarà più limpido. A quel punto si potrà avere un quadro più chiaro e decidere come intervenire.